continua a crescere. L'anno scorso ci fermavamo sul lockdown. 12 milioni di euro liquidati per 232.000 prestazioni sanitarie erogate nel 2021, il secondo anno della pandemia. E il nono dalla creazione di San in Veneto, un fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori delle imprese artigiane venete. Un'esperienza allora innovativa su scala nazionale, con un nutrito gruppo di parti costituenti. Confartigianato, CNA, Casartigiani e CGL CSLUI del Veneto, che hanno voluto creare un modello innovativo di assistenza sanitaria integrativa orizzontale, quindi che raggruppasse tutti gli artigiani, tutti i dipendenti dell'azienda artigiana del Veneto e che permettesse quindi un'integrazione in prospettiva con il sistema sanitario regionale. È uno strumento compreso dai lavoratori? È compreso da chi lo conosce. Io credo che la nostra sfida sia quella di arrivare a tutti i lavoratori spiegando per bene la cosa. Sono piccole aziende, piccolissime, artigiane, dunque la comprensione, la conoscenza non è da tutti, difatti si vede dall'utilizzo, ma il nostro obiettivo è quello che i soldi che ci sono all'interno del fondo vadano distribuiti per tutti, dunque uno sforzo grande per la conoscenza del fondo. L'adesione al fondo è in crescita, così come le sperimentazioni con altri enti, quali Aziende a Zero della Regione Veneto. Il direttore dell'unità Convenzioni e Assicurazioni Giacomo Vigato spiegava nella tavola rotonda alla presentazione dei bilancio sociali di San in Veneto come potrebbe nascere un percorso dedicato per gli iscritti al fondo, per esempio sul pagamento del ticket diretto da parte di San in Veneto su un insieme prestabilito di prestazioni. L'esperienza di sperimentazione, di conoscenza reciproca, credo che questo sia forse il termine più corretto, che San in Veneto e la Regione Veneto stanno avviando, in questa prospettiva acquista quindi un valore ancora più importante, non solo quindi forse regionale ma anche speriamo nazionale. L'integrazione con la sanità pubblica può consentire di ampliare il ventaglio di servizi erogati, tuttavia con caratteristiche territoriali. Integrazione a livello nazionale no, a livello regionale sicuramente, territoriale sì. La prospettiva è quella proprio di rendere possibili anche dei valori, avvantaggiare anche la sanità pubblica, magari svincolandola da alcune incombenze che, come avete sentito dai relatori, sono molto onerose e sono dedicate a una fetta ridotta di persone, cioè quelle che ne hanno veramente bisogno, cioè la fetta degli anziani.